è una graziosa e storica cittadina pre-romana dall'evidente impronta veneziana, per il suo solido legame con la Repubblica di San Marco. Ha davvero molti motivi per meritare una visita immersiva. Un motivo particolare per approfondire la conoscenza del centro urbano e del pregevole territorio circostante è sicuramente quello legato alla resistenza contro il nazifascismo durante le fasi cruciali del secondo conflitto mondiale. Molti episodi di coraggio, altruismo e sacrificio si svolsero tra vie, borghi, boschi e monti della vallata feltrina, sostenuti da ideali di pace e di autodeterminazione. Per la sua particolare posizione di snodo tra nord e sud Europa, già molte volte nella storia Feltre e il suo territorio furono teatro di scontri e aggressioni straniere. Nella Prima Guerra Mondiale, dopo la disfatta di Caporetto, Feltre si trovò ad essere l'epicentro operativo delle truppe austro-ungariche nel tentativo di sfondamento del Grappa. Nella famosa battaglia del Solstizio del giugno 1918, il nono reparto d'assalto Arditi, comandato dal maggiore Giovanni Messe, riuscì a bloccare l'avanzata nemica. Si distinse per forza e coraggio il capitano della seconda compagnia, il feltrino Angelo Zancanaro di Arsier. Nella Seconda Guerra Mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre, i tedeschi aggregarono le province di Belluno, Trento e Bolzano nell'Alpenvorland, sotto la diretta sovranità tedesca, essendo zona strategica per la comunicazione Italia-Germania. Nei successivi convulsi mesi con parte del paese lasciato in balia dei tedeschi, l'ora colonnello Angelo Zancanaro, rientrato a Feltre, si spende in prima persona nel promuovere la resistenza. Costituirà la Brigata Alpina Feltre, forte di 350 ex alpini pronti a mobilitarsi con la risalita da sud degli alleati. In contatto con Messe, ora divenuto capo di Stato Maggiore e maresciallo d'Italia, riuscirà ad ottenere 3 aviolanci alleati di materiale bellico sulle vette feltrine. Nel contempo si era formata la Brigata Garibaldi Gramsci, comandata da Paride Brunetti, Bruno, poi insediatasi a Malgapietena a quasi 2000 metri di quota nelle vette feltrine. Il 19 giugno 1944 Zancanaro viene sorpreso presso la propria abitazione a Feltre e trucidato dalle SS assieme al figlio e ad altre 3 persone. In conseguenza di questo tragico avvenimento, il CLN di Feltre decide di unificare le forze di Zancanaro con quelle della Gramsci, che arriverà dunque a disporre di 1000 uomini tra le vette feltrine e il confinante Tesino. Nell'estate del 1944 la Brigata Gramsci sarà protagonista di 160 azioni militari, tra cui il 3 agosto 1944 l'assalto e la cattura del presidio tedesco di Fonzaso.
La rappresaglia non si farà attendere e la notte dell'8-9 agosto i tedeschi salgono in forze da Crocedaune e Pedavena per il percorso del Paradise ed attaccano la palazzina Bellati delle Boscaie, avamposto partigiano. Nelle vicinanze della palazzina Bellati incendiano la casera dei fratelli Facchin, colti nel sonno. Il presidio partigiano riesce a ritirarsi in Pietena attraverso il Cordin delle Vette, un sentiero scosceso ignoto agli occupanti. Questi, nei giorni successivi, incendiano anche le caserme del Vallone ed il paese di Aune. Nel mese di ottobre, fallito il grande rastrellamento sulle vette, i tedeschi arrestano circa 3.000 persone a Feltre e 114 di queste vengono deportate al lager di Bolzano. I partigiani si riorganizzeranno durante la seguente stagione invernale, finché arriverà la liberazione il 1 maggio del 1945. La consapevolezza dei sacrifici compiuti da chi ha vissuto in prima persona quegli episodi, sostenuto da ideali di libertà, offre una diversa chiave di lettura per scoprire questo territorio e i suoi scenari naturali unici, oggi inseriti tra i patrimoni dell'UNESCO e in larga parte nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Un contesto ambientale che trasmette un messaggio umano e spirituale unico e prezioso. Un suggerimento per superare nuove sfide.